Allora, eccoci tornati in diretta. Allora proseguiamo la nostra discussione su quella che è la situazione di difesa idraulica nella nostra regione. Allora, Sindaco Schiavone, abbiamo sentito il professor Dal Paos come dire, sollevare, cioè spiegare tutte quelle che sono le problematiche, no? Cioè di un progetto dove si sa che cosa si dovrebbe fare ma che non si riescono a fare. Sì, ma il professore anche, secondo me, con la sua saggezza ha anche rilevato che ci sono anche colpe da parte della politica locale. E io su questo posso condividerlo e mi ci metto anch'io, anche se nel nostro piccolo comunque si è sempre tentato di tutto di più per la sicurezza del nostro territorio, sicurezza idraulica in particolare. Però mi metto anch'io perché, dicevo, le scelte urbanistiche, come il professore diceva, stanno lasciando un segno non da poco, no? Ecco, c'è stato sicuramente, come dire, un consumo di suolo esasperato in tutti questi anni, no? A volte si è anche costruito dove non si dovrebbe costruire. Sì, proprio questo dicevo, cioè quindi soprattutto, bravo professore. Sì, su questo torno a dire allora quello che si diceva prima, si cerca il consenso, no? Si cerca quello che magari l'amministratore locale ha bisogno, cerca, no? Secondo me mal gestendo questa cosa, perché è vero, adesso finalmente, perché è di pochi giorni fa, anni fa, la legge sul consumo del suolo, però rimanda il tutto al 2050. Certo, Cioè, quindi è un qualcosa che magari trovi qualche sindaco che dice ok, io già inizio, no? Altri invece che dicono noi, che ne so, siamo 10.000 abitanti, da qui al 2050 vogliamo arrivare a 20.000 e ci lavoro, no? Certo, però pian pianino. Certo. Altri invece dicono no, siamo qui e fermiamoci qui. Sono scelte che purtroppo a volte poi si scontrano con tutto quello che riguarda la sicurezza idraulica. Certo, ma Ferraresso, il patrimonio, tra virgolette, dell'invaso, come dire, dell'invaso, chiamiamolo locale, quindi il fosso piuttosto che il laghetto, piuttosto che, ecco, questi sono andati persi nel corso degli anni. Certamente sono andati persi. Noi come Consorzio di Bacchiglione abbiamo il 30% del nostro territorio che è edificato o è cementato, e come volete metterla voi, quindi abbiamo il 30% del territorio che non assorbe. Tutto il resto è campagna, fossati, quello che è rimasto, perché una grande battaglia che stiamo facendo anche con le scuole, con i ragazzi, è proprio quella di riscoprire dove erano collocati i fossi, perché c'era una logica talmente bella, talmente importante nei nostri padri, nei nostri nonni, che avevano messo il fosso al centro della loro azienda e sempre attorno al fosso viveva anche la campagna. Non c'era l'irrigazione di adesso, ma qui in quel fosso si trovava l'acqua, addirittura si beveva l'acqua di quel fosso, si riusciva a andare a vivere perché si prendeva il pesce, si riusciva a fare un sacco di cose e sicuramente si portava via l'acqua dalla campagna. Quindi quei fossi là dovrebbero essere ritrovati tutti e messi in un sistema tale che portino ancora benessere. Ci manca quell'invaso naturale che è un invaso importante dei fossi privati, se pensiamo a tutte le utilizzazioni, a tutte le campagne che sono state fatte, a tutte le strade asfaltate, perché quando piove, se vedete, le strade sono diventati i canali, i fossi, la pista ciclabile a fianco di una strada ha portato via di fatto il fosso, poi ci sono le caditoie piccolissime, una foglia, un pezzo di nylon e la strada diventa un canale, un fiume. Questo è quello che abbiamo seminato in questi anni con il progresso. Dobbiamo tornare indietro in qualche modo, dobbiamo almeno provarci. Noi vorremmo trovare, quantomeno indicare ai telespettatori una direzione e un'indicazione, perché anche loro, adesso noi abbiamo tirato fuori un problema che non c'è e di cui l'informazione trascura.
Però vedrete che al prossimo inondazione le pagine saranno piene e tutti incolperanno tutti e lo Stato spenderà più soldi per rimborsare i danni di quelli che invece avrebbe tranquillamente investito e risolto il problema. L'abbiamo visto anche nel 2010. Professore, lei cosa ne pensa come gestione di questo problema ad oggi? È una gestione che non esiste perché restando a Padova, no? La zona industriale di Padova, una delle più importanti dal punto di vista economico della nostra nazione, è in una condizione di estremo pericolo dal punto di vista idraulico. Nel 66 si sarebbe già verificato un evento catastrofico per quello che era stato fatto fino ad allora della zona industriale. Il Piovego, rigurgitato dal Brenta, sarebbe esondato in sinistra e avrebbe allagato il nucleo della zona industriale che in quel momento esisteva. Fu creato un soprassoglio in sinistra e si favorì l'esondazione in destra verso Vigonovo e giù verso la bassa padovana in sinistra Roncaiete. Ma oggi questo non si può più fare perché in destra e sinistra Piovego c'è zona industriale e il problema non è avvertito da nessuno, men che meno dal sindaco di Padova o dai sindaci di Padova che si sono succeduti, perché nessuno si preoccupa di questo e l'idrovia da questo punto di vista servirebbe perché potrebbe finalmente consentire di realizzare quegli interventi che impediscono l'esondazione del Piovego. Che il Piovego possa esondare non l'ho scoperto io, l'ha detto nel 1846 Paleottapa, quando nella sua memoria idraulica scriveva che il Piovego rigurgitato dal Brenta in piena può esondare all'altezza di 90, cioè dove c'è la zona industriale. Quindi abbiamo fatto qualcosa? Sì, abbiamo fatto qualcosa. Abbiamo realizzato la zona industriale dove c'era un pericolo idraulico segnalato da 100 anni prima e più. Abbiamo continuato ad espandere questa zona industriale e non ci siamo minimamente preoccupati della sua sicurezza idraulica. Io non credo che siano in molti quelli che sanno di questo problema. Ma è solo un esempio, è solo un esempio. La sensibilità perché se ne potrebbero elencare quanti si vuole. Il presidente del consorzio di bonifica potrebbe anche riflettere sulle scelte di urbanizzazione che il consorzio ha accettato sul suo territorio. Quante sono le zone urbanizzate che sono esposte a pericolo di allagamento? Certo, ma che cosa si può fare al di là di avere un progetto, un programma e avere a disposizione anche più di 1 miliardo di euro per intervenire? Per esempio, l'idrovia non può essere scaricata economicamente, diciamo, avere dei contributi dall'Europa, perché è un'opera che ha una certa importanza, un certo rilievo e potenzialmente anche uno sviluppo del territorio, perché vediamo che i sindaci negano la possibilità di utilizzare l'idrovia, però se l'idrovia viene resa vivibile, sport, attrazione, adesso si fa molto viaggi in bicicletta, ci sono adesso i monopattini elettrici, le biciclette elettriche, quindi la gente si sta scaricando in questa direzione. Questo è un punto di attrazione, ma dove passa la gente passa anche il commercio, quindi possono nascere le prime attività commerciali di ristoro lungo questa via. Ma il politico deve avere un po' di fantasia, un po' di coraggio. Le sembra, al di là di quelli che sono i progetti idraulici che devono essere fatti, poi c'è un contorno? Prego. Posso dire una cosa? Sì. L'idrovia è un'opera polifunzionale perché può essere utilizzata per navigare,
può essere utilizzata come scolmatore, può essere utilizzata come opera che ripristina un ambiente che è stato devastato, quello della Riviera del Brenta, che è stato devastato da autostrade, ferrovia, duplicazioni di ferrovia e così via. E poi ristabilisce un collegamento fra Padova e la laguna di Venezia che credo dal punto di vista ambientale abbia un valore non da poco. E invece si litiga perché c'è chi dice sì, l'idrovia la facciamo ma non la chiamiamo idrovia, la chiamiamo scolmatore. Ma che ti interessa a te una volta che hai fatto un canale se qui su quel canale qualcuno ci vuole navigare? Ci vuole navigare per diporto, ci vuole navigare per usi commerciali. Si può fare 100.000 cose, ma bisogna fare, no? È inutile che stiamo qui a discutere da decine e decine di anni e a opporci, sollevando ogni volta un'obiezione diversa da quella che è stata magari ribattuta e della quale si è messo in evidenza l'inconsistenza. Questa è una cosa terribile, è un lavoro che credo che stanchi alla lunga, no? In un certo momento uno dice, vabbè, insomma, facciamo una breve interruzione pubblicitaria perché anche noi abbiamo questa necessità. Abbiamo una telefonata, abbiamo un telespettatore che vuole intervenire. Buonasera, gentilmente se può abbassare la sua televisione, l'audio della televisione, tanto lei ci sente al telefono. È il signor Massimo che chiama da dove? Io sono Massimo Vetro e chiamo da Tondelle di Milanovo. Prego. E le spiego che noi nel 2017 ci siamo riuniti in un consorzio, in un'associazione che si chiama No all'Eletrodotto Aereo, per bloccare un'iniziativa di Terna SpA per realizzare un elettrodotto aereo, e noi abbiamo proposto di realizzarlo completamente interrato. Terna nel 2020 ha approvato il progetto, ha perso la causa al Consiglio di Stato, ha approvato il progetto, sta realizzando l'elettrodotto interrato. Ma questo ve lo posso perché se 10 sindaci si sono messi insieme con noi pronto aereo ed hanno portato questa causa giusta per farlo interrato e non aereo a fianco dell'idrovia, allora se 10 sindaci si mettono d'accordo nella Riviera del Brenta per costruire una idrovia, si mettono d'accordo e trovano tutti i sistemi con la Regione del Veneto e con lo Stato italiano per finire e realizzare questa idrovia. Però si devono mettere d'accordo, come se non sono messi d'accordo, per il no elettrodotto aereo, e lo stanno facendo interrato e tutti lo sanno. Il professor Bartausa ha partecipato a Tondelle di Milanovo ad illustrare perfettamente il progetto dell'idrovia Padova-Venezia. Buonasera. Grazie signor Massimo. Beh, ecco, quindi ha dato, come dire, il signor Massimo ha detto qua sono i sindaci che devono mettersi d'accordo. Sono pienamente d'accordo con il signor Massimo che ha detto una cosa giustissima. I sindaci si devono mettere d'accordo perché questa cosa sia fatta. Perché si possa fare deve partire dal territorio. Certo. Come ho detto prima, purtroppo un po' di colpe ci sono anche da parte nostra. Ma l'alluvione avviene indipendentemente dalle colpe. O si fa o non si fa. Secondo me, non lo so, tutti i comuni, io guardo i comuni della provincia di Padova, no? Siamo 101 comuni, togliamone uno che è Padova, 100 comuni. Qua credo tutti abbiano il piano delle acque. Abbiamo fatto tutti il piano delle acque. Il nostro piano delle acque costa circa, ci hanno preventivato così, 5 milioni. Adesso non mi ricordo i metri cubi perché mi ha un po' preso, mi ha un po' diciamo sconvolto i numeri che diceva il professore prima sull'Astico dei 20 milioni di metri cubi. E sono qui che cerco di ricordare quelli di Ponte San Nicolò, ma di sicuro non abbiamo qui i numeri, però sono numeri importanti. Comunque dicevo, 5 milioni quello di Ponte San Nicolò, no? E se 100 comuni fanno il loro piano delle acque, supponiamo che
5 milioni per 100, se non sbaglio, sono 500.000 euro, no? Di quei 3 miliardi che non hanno speso, se ci dessero questi 500.000 euro, no, 500 milioni di euro, quindi mezzo miliardo, se ce lo dessero, oppure lo spendessero loro nei nostri territori attraverso i consorzi di bonifica piuttosto che però ci facessero anche questa cosa assieme all'idrovia, secondo me è quello che sto chiedendo a chi sta al di sopra del sottoscritto, perché non realizziamo anche questa cosa, perché non partiamo anche su questo, cioè abbiamo tutti il piano delle acque, abbiamo tutti sappiamo dove sono le nostre deficienze, no? Certo. Interveniamo su queste cose e secondo me un aiuto di sicuro lo diamo, proprio anche per mitigare quello che in precedenza si è fatto. Certo, noi l'unica cosa che possiamo fare e darvi lo spazio perché queste cose si possano affrontare e si possano poi successivamente risolvere. Chiaramente la politica ha sempre una certa sensibilità perché vuole essere visibile e vuole portarsi a casa anche i meriti. Abbiamo parlato prima di John Fitzgerald Kennedy, che era abile in questo senso, ma era anche uno che sapeva prendere decisioni e mettersi a confronto con i suoi generali e mandarli a quel paese. Cioè, questa è la forza di un politico, piccolo o grande che sia, perché questa cosa la faceva prima da senatore e questa cosa l'ha fatta anche durante il conflitto, cioè non era uno che si accontentava di spiegare che speriamo che ce la facciamo, batte i pugni e dopo gestisce. E allora io credo che il suffragio delle persone aumenta nei confronti della politica, qualunque sia, non sto dicendo di un tipo piuttosto che l'altro, la politica deve fare e l'opposizione deve rincorrere chi sta facendo perché lo faccia meglio. Dopodiché se diciamo c'è un'alternativa e questa alternativa toccherà a quello che meglio si è espresso in questa direzione. Cioè, questo è diciamo quello che noi speriamo che sta succedendo in America tra Trump e il suo avversario, stanno giocando l'ultimo voto, ma dopodiché devono andare là e fare, perché l'America non è un paese dove speriamo che me la cavo, o te la cavi o sparisci. Ecco, questo è il punto. In Italia abbiamo troppe leggi, troppa burocrazia e questo è l'impedimento maggiore, ma abbiamo dei tecnici che sono fantastici, che ti dicono esattamente fino al cavillo quello che devi fare. Poi il momento in cui bisogna fare, allora se ci sono questi soldi da parte, noi mettiamo a disposizione la televisione, invitiamo chi desiderate voi, ma comunque chi troveremo che possa essere un interlocutore valido nella maniera in cui poi risolverà, si prenderà impegni e scadenze per fare le cose. E se no diremo tu non sei capace, andiamo in cerca di un altro, perché non possiamo aspettare che il ponte crolli. Adesso tutti lo sanno, lo sappiamo da 10 anni, anzi da 50, anzi più di 50 anni, e sarà il momento di decidere. E questa è la funzione di questa trasmissione, non ne abbiamo altre. Grazie. Certo. Bene, dobbiamo fermarci qua perché il tempo scappa via, questa sera siamo in ritardo, ma io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi, grazie a Paolo Ferrareso, Presidente del Consorzio di Bonifica del Bacchiglione e Vicepresidente dell'Ambi Veneto, grazie al Professor Luigi Dalpaus, docente di Ingegneria Idraulica all'Università di Padova, grazie Ingegnere, grazie per essere stato con noi e grazie al Sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, per la sua presenza qua in studio. Grazie a voi. Bene, adesso noi andiamo brevemente in pubblicità e poi ritorniamo con la nostra rubrica del memento e parleremo di un'altra opera. Di restare in linea perché abbiamo con noi anche l'ingegner Di Tella. L'ingegnere Di Tella, così facciamo una conversazione a 4. E parliamo naturalmente sempre di questo tormentone del Mose che siccome si è alzato miracolosamente una volta, allora il problema è risolto. È come se il ponte Morandi non avesse funzionato per 70 anni.
o per 60, purtroppo invece a un certo punto ci ha lasciato. Ecco, bene, dopo la pubblicità Grazie, allora. professore, se rimane.